Buongiorno a tutti e buon Tiramisù Day. Io sono Francesco Redi, l'ideatore della Tiramisù World Cup, la sfida più golosa dell'anno che decreta il tiramisù più buono al mondo. E solo per voi, amici del Festival della Cucina Veneta, vengo allo scoperto. Ebbene sì, sono io che faccio il tiramisù più buono del mondo. Soprattutto adesso che Roberto Lolli Linguanotto, storico chef delle beccherie, mi ha trasferito moltissimi dei suoi segreti. Ingredienti per 4 persone: 3 uova, caffè freddo, savoiardi, 125 g di zucchero, 250 di mascarpone e cacao amaro. Sbattete molto bene le uova con il mixer. Mi raccomando, lo zucchero deve essere ben amalgamato. Per incorporare il mascarpone usate un leccapentola, vedete, in questa maniera, che così riusciamo a inglobare molto bene il mascarpone nell'uovo. Ecco, vedete, sempre di più, cercando di creare una crema amalgamata e soffice. Ecco la prova quindi del cucchiaino, che è perfetta. 1, 2, 3 e via. 1, 2, 3 e via. La parte dell'inzuppo è quella più delicata, deve essere molto equilibrata. Dopo il primo strato mettiamo la crema in maniera sempre delicata. Mi raccomando, non fatemi stressare il mascarpone. Creiamo quindi il secondo strato con la stessa metodologia che abbiamo usato prima, cercando di metterci molta delicatezza. Ecco fatto, abbiamo praticamente finito, ci manca solo il cacao. Facciamo una prova prima, perché deve essere veramente un tocco di cacao. Infatti, se esageriamo con il cacao, questo si prende il sapore di tutto quanto. Eccolo, e chi resiste lo mette anche in frigo a riposare. Che gioia, che bontà! Ed è subito festa! Fatelo anche voi, postatelo su Instagram, sul nostro profilo @Tiramisù World Cup, e potrete vincere il contest il più bel tiramisù di Instagram. Mi raccomando, stiamo uniti, tenetevi su di morale e state a casa, vedrete che sarà più bello di prima.